Decoret. Che dice Decoret? Dice via i delinquenti dalle case Euler. Russo Caramia, che dice? I sopravvissuti della Russo Caramia, che dice? Via i delinquenti da casa mia. Tutte le cose che racconta Travaglio e anche di più sono nel 27938/04. Gli autori, Questurini approdati in Italia, meraviglie varie. Ma perché? Perché gli italiani amano così tanto la supposizione, l'insinuazione e odiano come la morte la realtà, gli atti, i fatti, certi e vicini, presenti, via, se marmaglia, il Questurino, il Togato, il eccetera, il crimine, se è del Questurino, del Togato, andrebbe scritto a Supercrim. Oh no, il 16 aprile è sempre intervetta. E in Cordon 10 dicembre alle ore 16:49. Auguro, dice la sindaca stellata di Milano, ai due venga presidenti d'Italia di ricordarsi di essere sindaco e presidente, persone appartenenti al genere umano. Russo Caramia, Calabria contro Milano Italia, meraviglia, 27.938/04. Poi buon Natale a tutti, agli italiani, buon Arinale, 333 di Cattici. Signora Capritta, mi inviti alla sua fattoria, dice sono il mio Leonardo, dice non si preoccupi, l'alimento lo porto io. Oh, ancora 333 voti. Dice, i Togati d'Italia sono gli unici che fanno delle informazioni. Dice, imbastiscono e conservano dossier segreti contro i cittadini. Questo sì, 27.938/04 e poi, ma anche prima, ma loro parlano sempre solo della conta, dell'utile, sempre, Andrea Speziano, dice, ha pubblicato un commento sul tuo profilo, dice, massimo rispetto per i Questurini, i Togati, dice, e a tutti gli spiegati d'Italia, ci siamo capiti, basta dire che sono dei bordi, tanto, lo sappiamo, e quando li abbiamo uccisi, avevo ucciso i Questurini dell'Italia, dice, quando li abbiamo uccisi, dice, mi pare che non ci siano stati molti di questi problemi, no? Mandare a memoria, dice, almeno la Sacra Relazione Marmoria, dice, se ne parla, dice, volando assassinata, Questurino in Italia, dice, fu comprato, e così, dice, i soldi servono per mantenere e accurare i numerosi Questurini d'Italia, pestate dal nulla facente. Quella è la Sacra Relazione Marmoria, dice, adesso il prestatore è il grande vecchio, dice, questa è ancora Capritta, dice, è un titolo di un altro video, calci a senza tetto
marcia a senza tetto, come i vigili di Verona preparano la città al Natale. So questurini d'Italia, disgraziata, la canaglia, la marmaglia so proprio, al servizio del cittadino dicono che sono. No, sono al servizio del Conatino. Laura Tragni, che dice? Laura Tragni dice, via la Russo cara mia dall'Italia. Sì, vabbè, questo è proprio, sì, va bene. A risposta della Capretta, dice, l'Italia è la Russo cara mia, dice, tutto il resto è Italia, con la G. Dice, volanda assassinata, dice, Questorini d'Italia, Vucumbrà. Vucumbrà è Capretta, è diventata. Ancora Capretta, dice, è una questurina d'Italia, dice la calciatrice Fulham. Meglio, dice, avere a che fare con lupi affamati e cani rabbiosi. Dice, in Italia, dice, la polizia non è al servizio del cittadino, è al servizio del Conatino. Ecco, l'avevo già detto, ecco, c'era arrivata prima. Pasquale Roberto, De Angelis Giuliano e Francesca Corriero, c'è anche la foto, 3 dei numerosi questurini pestati dal nulla facente della Sacra Notazione Pacò. Ancora non si sono ripresi, le cure sono a carico nostro, insomma, a carico nostro, no, di Capretta, do grande vecchio, eccetera, no? E poi dice, e a mo' basta, ha detto Capretta, a mo' basta, dice, veniteveli a prendere, manteneteveli, curateveli, voi, dice, mo' basta, veniteveli a prendere, manteneteveli, curateveli, voi. Ecco che ancora Laura Tragni, c'è Laura Tragni ancora, dice, e giovedì, che umiliazione, andare in fabbrica a servire il tuo padrone. Chi? Dice, Angelo Russo, ciuccia coglioni a tutta quanta la famiglia Berlusconi. Russo merda, porco. Vabbè, questa Laura Tragni. Ha risposta la Capretta, o Castretta, come cazzo si chiama, dice, e che c'entra Berlusconi? Dice, Milano, Italia canaglia contro Russo cara mia famiglia. O Russo cara mia canaglia contro Milano, Italia meraviglia? E risponda alla domanda, che cazzo c'entra che esce fuori con gli insulti là e poi il nome da Berlusconi? Sono i questurini d'Italia, i togati d'Italia, le merde abusive d'Italia che, dice, via da casa mia, a Laura, per boom. Ecco, sono quelli che devono andare a lavorare, che devono uscire fuori dalle... ma mica Capretta gli può dare da mangiare per tutta la vita. Comunque dice, dice Capretta, parla in prima persona a nome di tutti i sopravvissuti della Rosso cara mia, dice, io pago spese e tasse e loro mangiano, vivono, li sbocciano e sputano. Mamma mia, Capretta contro i lama, contro i lupi e i lama, lupo lama, ecco, sono lupi e sono lama, il lupo lama. Dice, non c'è più religione, il Papa ha ragione, a Italia dia del coglione. Però, dice, che scatena tettamanzi, dice, è un amico di stalla, in mezzo del cammin di propria vita. È un mezzo, 35 anni. Alle tette, dice, è un mezzo, trans. Il problema è della sindaca Stellare, del vice sceriffo di Milano, dei due Menga presidenti d'Italia. Dice, rivolta alla Laura Tragni, dice, questa tarantola, o vedova nera, è lo stesso, dice, è troppo ignorante. In affitto era da considerarsi al suo uso, invitandola a formalizzare una dichiarazione di quello che diceva, insomma.
sono due puttane immonde, sono due stronze